La violenza contro le donne continua a rappresentare una piaga insopportabile, forse una delle più insopportabili sostanzialmente di tutte le società contemporanee. Rispetto a tutti gli altri delitti contro la persona, la violenza contro le donne è uno dei pochi crimini che continua ad avere indicatori in crescita. E del resto anche la politica internazionale, nazionale, ha posto questa questione, questa grande sfida, come al centro dell'agenda politica internazionale e nazionale. Noi pensiamo che la Regione del Veneto su questo piano debba fare, possa fare di più in generale. Ora, la novità rispetto alla quale abbiamo costruito questa conferenza stampa e costruiremo e costruiamo la nostra attività riguarda un fatto che a nostro giudizio è molto preoccupante, che impatta direttamente sulla struttura territoriale dei soggetti che offrono tutela, protezione, supporto alle donne vittime di violenza, cioè i centri antiviolenza e gli sportelli e le case rifugio, che vivono e hanno vissuto e hanno garantito alla nostra regione un impianto di garanzia in questi anni, che vivono di fatto grazie al lavoro volontario e prezioso di tantissimi operatori e operatrici che supportano l'attività di questi soggetti e grazie a sempre meno e sempre troppo poche risorse nazionali e regionali che sono finalizzate a finanziare queste attività. Da sempre, diciamo, le strutture riconosciute dalla Regione del Veneto hanno acquisito questo status grazie al rispetto di alcuni parametri e requisiti definiti a livello nazionale. Ovviamente il fenomeno cambia, ovviamente le necessità delle donne mutano col mutare dei tempi, ovviamente questa è una battaglia che obbliga le istituzioni ad alzare sempre l'asticella dei requisiti e della qualità dei servizi erogati. Il fatto sta che dall'oggi al domani abbiamo accolto, come dire, la notizia che è intervenuta una modifica rilevante per quanto riguarda le possibilità che questi centri antiviolenza e case rifugio hanno di ottenere le risorse nazionali e regionali per garantire la loro funzione e che questi requisiti sono stati minimi richiesti, sono stati modificati attraverso un'intesa Stato-Regioni che è datata a settembre 2022. Questi requisiti rischiano di impattare moltissimo in maniera pesante nell'impianto, nelle strutture che riguardano in particolare la nostra regione, ma non solo per la verità. E quindi nel corso di questa conferenza stampa vogliamo, come dire, mettere in evidenza alcune questioni a cui accenno soltanto e poi lascio alle colleghe la possibilità di approfondire. Uno, come mai i contenuti di quell'intesa non sono stati oggetto di un percorso condiviso con il territorio e con le istituzioni regionali? 2. Come mai la Regione del Veneto nulla ha detto rispetto ai contenuti di quella intesa? Sappiamo quanto i presidi territoriali per la violenza contro le donne presentino specificità diverse, abbiano caratteristiche diverse. La Regione, dentro la conferenza Stato-Regioni, la Regione del Veneto aveva modo, tempo e possibilità per capire se e come quei criteri avrebbero impattato sulla nostra realtà territoriale. Invece ci risulta un silenzio assoluto della Regione in quella fase dell'intesa e oggi che di fatto le decisioni sono state assunte, noi non abbiamo ancora capito che intenzioni ha la Regione del Veneto. Se la Regione del Veneto intende assumere quei requisiti in maniera uniforme e applicarli sul territorio della nostra regione, noi sappiamo che la stragrande maggioranza dei centri antiviolenza e delle case rifugio chiuderà. Cioè non avrà la possibilità di accedere ai requisiti minimi e quindi ai supporti economico e finanziari statali e regionali e dunque non sarà nelle condizioni di continuare a erogare il servizio. Se invece l'intenzione della Regione è quella di intervenire sui requisiti, vorremmo capire in che modo intende farlo, perché a noi risulta che l'intesa sia immodificabile. Se dobbiamo immaginare percorsi di interpretazione discutibili, la richiesta di deroghe o proroghe, credo che non sia una modalità dignitosa per un comparto che si occupa di una questione così cruciale e di un servizio così indispensabile per le donne della nostra regione. Sono tantissimi i criteri di cui vorremmo accennare oggi nella nostra discussione, ce n'è uno in particolare che riteniamo particolarmente critico, ma poi la collega Luisetto li specificherà meglio. Noi vorremmo capire esattamente quali sono le intenzioni della Giunta, calcolando che questi nuovi criteri tra qualche mese saranno operativi a norma di legge.
Cioè noi stiamo chiedendo alle strutture del territorio, case, rifugio e centri antiviolenza, di navigare a vista, di non sapere cosa sarà e quale sarà il loro futuro da qua ai prossimi mesi, se dovranno chiudere, se si dovranno immaginare soluzioni organizzative diverse, se ci si inventerà, se si estrarrà il coniglio dal cappello. Ecco, noi pensiamo, e poi lascio davvero la parola a Chiara Luisetto e poi alle altre colleghe, vorremmo capire, abbiamo bisogno di risposte certe che in questo momento, ad oggi, dall'assessore Lanzarini e dalla giunta della regione non ci sono ancora arrivate. Noi consideriamo che il patrimonio territoriale di queste strutture sia una ricchezza rispetto alla quale non si può fare a meno, ma la Regione del Veneto deve fare la sua parte, non può anche in questo caso fare finta di nulla.